scusate l'intromissione. Allora, se voi vi immaginate un sardo che vive in una comunità di montagna con una difficile accessibilità, scusami Vanni, quelli della Carnia sono gente particolare, tosta. Io ho tentato in qualche modo di riflettere dove potevo trovare un carattere simile a quello dei sardi e di un'altra parte, e l'ho trovato nella Carnia, territorio che conosco e che ha della brava gente, ma sono testardi? Questi si sono inventati la Repubblica Indipendente della Carnia dopo la guerra, immaginatevi. Io ci ho lavorato lì, ho fatto fatica, ma ho portato a casa dei risultati. Allora, quello che mi ha chiamato l'attenzione, la ragione per la quale ho chiesto a Vanni Treu di venire, è a raccontare come di un territorio complicato, complesso, con tanti problemi, eccetera, e con un carattere difficile, come loro sono stati capaci di creare, a partire dalla propria gente, della sua propria identità, attraverso un modello interessante, un modello che in Italia è poco sviluppato, che è quello del greeter, cioè la persona che si mette a disposizione per aiutare a far crescere il suo territorio, un'offerta turistica interessante e soprattutto accattivante. Penso che sarà interessante anche per voi riflettere, perché è molto importante pensare sul fatto che non è un esempio di quelli caduti dall'alto, è molto riflettuto e credetemi, avete fiducia in me, se è possibile, ve la posso chiedere, il carnico è molto molto simile al sardo, pertanto quello che vi può dire può essere perfettamente, non dico replicato, ma adeguato a quello che è la caratteristica, l'identità e il valore della Sardegna e dei borghi sardi. Grazie. Vanni. Grazie Joseph. Pensate un po', ho un cognome che tutti lo considerano sardo, Vanni Treu. In realtà vuol dire fedele in tedesco. E chi sono io? Io sono un greeter dell'ultimo minuto, ma in realtà sono una persona che lavora in una cooperativa, si chiama la cooperativa Kramars a Tolmezzo, e ci occupiamo di ricerca, selezione, formazione del personale per aziende, ma anche di sviluppo locale. Quindi non sono un operatore turistico, sono stato prestato per alcuni anni al settore del turismo, proprio con questo progetto dei Carnia Greeters. Inoltre ci occupiamo anche di innovazione e di una cosa che oggi volava, era molto fluida nei racconti di questa mattina, erano delle idee fluttuanti quasi, che anticipavano il futuro. C'è una teoria proprio, per chi fa un po' di ricerca come noi, si chiamano i sistemi anticipanti. Si legge il passato per capire cosa e cosa succederà nel futuro. E a noi è capitato quasi per caso di entrare in questo mondo del turismo quando circa 5 anni fa da noi arrivavano un po' di gente che si era trasferita dalla pianura, dalla città, in questi paesini della montagna a portare il curriculum, a chiedere delle informazioni su finanziamenti per avviare delle attività. E piano piano abbiamo cominciato, ma sono tanti ultimamente, forse sarà stato l'effetto della crisi, no? In cui la gente fuggiva dalle periferie delle grandi città e si ritirava in quelle che il governo, il ministro Barca, ha definito le aree interne, no? Il Ministero della Coesione Sociale. E sarà stata forse la crisi, ma abbiamo detto, ma cavolo, ce n'è tanti veramente di questi soggetti qua. Abbiamo cominciato un lavoro che è durato un anno, in cui siamo andati in giro per le montagne, e quindi capite benissimo quanto spaesato io sia arrivare in una zona di mare, a intervistare queste persone qua, a sentire le loro storie, a capire perché loro hanno scelto di trasferirsi dalla città, dalla pianura, per andare a vivere in montagna, e pur di vivere in montagna si erano inventati un mestiere che in quasi tutti i casi aveva a che fare con l'autenticità che la città aveva perso. Ed è la prima A che vi racconto, autenticità. Poi abbiamo fatto un libro e mentre stavamo scrivendo questo libro abbiamo riletto la nostra montagna, ma con gli occhi che loro ci avevano prestato, con i sentimenti che loro provavano,
le sensazioni che loro andavano a cercare, perché è con le loro scelte. Quindi noi abbiamo interpretato un territorio montano, in questo caso, con gli occhi di nuovi montanari e ci siamo inventati alcune cose. Allora, intanto dove siamo e qual è il contesto della storia che vi racconto? Siamo in Friuli Venezia Giulia, una zona marginale, un'area interna, 38.000 abitanti, 28 comuni, dove la montagna è preponderante, acqua, paesaggio, ambiente, storia, territorio lo chiamavate prima voi, no? Molto genericamente. Ma io aggiungo, confina con la Carinzia, l'Austria, bel paesaggi, il turismo montano, eccezionale, da un lato. Dall'altro lato confina con le Dolomiti, un po' più in là c'è il Trentino, poi un po' più a est c'è la Slovenia. Quindi quella zona lì pare proprio essere una zona sfigata, passatemi il termine, dove, porca miseria, i competitor vicini sono micidiali, ci hanno già fregati in partenza, abbiamo perso in partenza. E noi sentivamo i politici raccontarci sempre la stessa cosa, no? Bisogna copiare il modello trentino. Ma noi saremmo arrivati sempre secondi, se non terzi o quarti, a copiare il modello trentino. Ma avevamo un qualche cosa. Parlando così, primo aneddoto, parlando con un grafico, uno di questi nuovi montanari, no? Pensate un po', lui è di Trento, si è trasferito in Friuli, in Carnia, fa le copertine di smemoranda, l'agenda, tanto per capirci, no? Vive proprio di opere d'arte fatte nell'ultima frazione, Joseph, di Ampezzo. Proprio l'ultima, no? L'ultima casa dell'ultima frazione. Dove Dio ha perso le scarpe. Bravo, è vero che si ricorda ancora. Allora, no? Gli dicevo, ma tu che sei un trentino, perché hai scelto di venire a vivere in Friuli? Perché da noi, fra un paio d'anni, anche l'erba sarà di plastica, mentre da voi la montagna è ancora autentica. E se dovessi immaginare uno slogan, te che sei creativo, per raffigurare queste differenze, mi ha detto, guarda, io farei la fotografia al culo di una mucca, prenderei la coda della mucca e direi, questa è l'unica coda che voi vedrete in Friuli. Così, tanto per raccontarvi, no? Poi la Carnia è anche il luogo in cui si è inventato quella roba che si chiama albergo diffuso, che voi probabilmente conoscete. Ma noi avevamo individuato già un problema. Il primo problema era quello, come un luogo periferico, composto da questi 28 comuni, poteva dialogare con tutto il mondo. Ma non era solo un problema nostro, dei carnici, era un problema di tutte le periferie di tutto il mondo. Come riuscire a dialogare con il resto del mondo? Beh, c'è una faccenda, apro una parentesi, una brevissima parentesi, no? Provate a pensare, Joseph qua qualcosa ne sa, ormai non si ragiona più per stati, si ragiona per territori, pezzi di territori. Esiste la competitività territoriale, i catalani ci hanno provato, c'è poco da dire, avevano un meccanismo tale per cui loro dicono noi siamo più competitivi se usciamo come territorio. Ma provate a pensare ai nostri giovani che sono attratti da città come Berlino, Barcellona stessa, se ne vanno lì, perché cosa c'è lì di più che il nostro territorio non riesce a offrire? No? Oppure pensate alle aziende che se ne vanno. Una città 10 anni fa non esisteva, Shenzhen in Cina. Shenzhen fanno tutti i telefonini di tutto il mondo. Se voi siete un cittadino americano, acquistate un iPhone è fatto di 625 pezzi, nessun cittadino americano ci ha messo mano su quell'iPhone. Nessuno. Eppure l'immagine dell'iPhone è Stati Uniti. Ma non è così. Quindi esiste un primo problema, come le periferie e i territori riescono a essere competitivi. Scusatemi, io guardo ogni tanto questi fogli qua perché mentre parlavate in questi 2 giorni qua io mi sono segnato delle cose che vanno un po' a cambiare lo schema.
ma lo schema lo mantengono. Poi il secondo problema che noi avevamo. Nelle aree marginali, nelle aree periferiche, dove si vuole creare occasioni di sviluppo sostenibile, i piccoli borghi stessi, io credo che ci siano delle figure professionali, le guide turistiche, le guide naturalistiche, non me ne vogliate, so che qualcuno si arrabbierà adesso. Per noi anche le guide alpine, gli accompagnatori di mezza montagna, di montagna alta, montagna bassa, eccetera, eccetera, che non ci azzeccano, non hanno saputo leggere il futuro. Il loro mestiere non è quello che a noi serve. Serve un'altra cosa, che non è la guida turistica. La guida turistica, certo, va bene a Venezia, Firenze, Roma, ma non è il nostro caso, no? E quindi qual è la cosa che a noi serviva in quel contesto abbastanza complesso che vi ho raccontato prima? Beh, serviva a ricorrere a quello che vi avevo accennato, i sistemi anticipanti, provare a leggere quali erano i nuovi trend del turismo. Voi oggi li avete raccontati tutti. Secondo aneddoto, io domenica scorsa sono andato a farmi un giro in una ciclabile, non si direbbe, ma l'ho fatto. E quindi ero col telefonino, Google mi ha tracciato. Sono arrivato a Olbia ieri pomeriggio, la prima cosa che Google mi ha detto, vai qua, ci sono le piste ciclabili. Porca miseria. Apro Facebook, seconda cosa, anche Facebook mi ha tracciato. È micidiale. Quindi il futuro nostro è fatto di quelle robe lì. Probabilmente io appartengo a una generazione che ormai non è nata col dito sullo smartphone, ma i giovani, ne vedo tanti, è il vostro futuro, è il vostro pane quotidiano. Ed è il secondo problema. Quello lì è il secondo problema, fa parte del secondo problema, no? E quindi il primo problema era la marginalità, la periferia che deve dialogare col resto del mondo. Il secondo problema erano le corporazioni esistenti e le scarse connessioni, le scarse attitudini a dialogare su internet, eccetera. La soluzione. Noi abbiamo trovato 3 anni fa il movimento mondiale dei greeters. I greeters chi sono? Sono delle persone, dei volontari, che ti danno il benvenuto. Le aree interne, le aree marginali, la nostra stessa carne, in realtà cosa sono? È composta da tanta gente anziana che rispetto ai giovani, lasciatemelo dire signori, ha un debito generazionale non da poco, perché è andata in pensione molto presto e ha tanto tempo libero, che invece di passare nei bar potrebbe passare per fare qualche cosa d'utile. E quindi siamo andati a capire cosa sono sti greeters, no? To greet, salutare. Sono persone volontari che, nati negli anni 90 negli Stati Uniti a Brooklyn, grazie a una signora che credeva che Brooklyn non fosse quello che si diceva da tutte le parti, un quartiere malfamato che se vai in giro dopo le 8 di mattina ti sparano addosso e ti rapinano, eccetera, eccetera. Ma diceva, venite in giro con me che ve lo faccio vedere io com'è Brooklyn. E quindi ha cominciato a diffondersi in tutto il mondo. Adesso ci sono oltre 150 destinazioni greeters in tutto il mondo, in tutti i continenti. Aderire al manifesto dei greeters, poi lo vediamo, è molto semplice. Ci sono alcune regole da condividere, che poi vediamo. In Italia noi eravamo i terzi dopo Napoli e Torino. Adesso in 3 anni si sono aggiunte altre destinazioni, di cui 2 in Friuli, anche Aquileia. E questa cosa qua poteva essere la risposta a quel problema di area marginale, area molto vasta, composta da popolazione soprattutto anziana. Poteva essere una risposta. E abbiamo cominciato a ragionare, a dire, vabbè, voi operatori privati e un pezzo di pubblico che ci avete dato una commessa affinché noi vi pensassimo una risposta possibile per affrontare quello che era il dilemma degli operatori economici, che ci dicevano, guardate che dopo 2 giorni il turista da noi si annoia e poi piove sempre e non sappiamo cosa cavolo fargli fare.
Questo era un po' a monte la scommessa che noi dovevamo vincere, no? E ve l'ho svelata prima, la prima A, l'autenticità. Autenticità che caratterizza un luogo se rimane tale quale, se non copia nulla, se rimane se stesso. La seconda A, accessibilità. Io posso rimanere autentico, ma devo fare in modo che la mia autenticità sia accessibile a tutti, ma non dicendo vai lì, vai là, accompagnandoti. Allora, se io riesco a essere autentico, accessibile, divento attrattivo e comunico questa mia unicità con il resto del mondo. A come autenticità. Queste qua sono alcune facce di Gritter. Sono persone vere che vivono in uno di questi 28 comuni della Carnia, prestano i loro occhi, la loro memoria e la loro narrazione ai visitatori. Quindi sono persone autentiche, sono persone che ognuno di loro racconta un luogo del cuore, noi li abbiamo chiamati, uno o più. Io ti porto a fare questo giro in questo posto perché per me vivere in Carnia questo è il posto più bello. E ogni esperienza vissuta con un Gritter è un'esperienza diversa, perché ognuno ha un luogo del cuore diverso. Accessibilità. Accessibilità vuol dire che ognuno di loro ha individuato dei luoghi del cuore in cui possono accompagnarli, possono portare delle persone. E sono quindi delle persone che hanno un talento, hanno delle capacità comunicative, storiche, relazionali. Sono persone di talento che rendono i luoghi del cuore accessibili ai visitatori. E cominciano ad arrivarci le prime risposte su internet, no? Su Facebook, le recensioni. Il fatto che chi è accompagnato da qualcuno a farsi un'esperienza dice cavolo che figata, ne ho fatta una ma so che ci sono altri 18 Gritters, la prossima volta torno e scelgo quell'altro. Com'è nata l'associazione Carnia Gritters? Perché? È nata attraverso una selezione in cui noi abbiamo selezionato le persone sulla base di valori e delle qualità che possedevano. Dopodiché abbiamo fatto un evento di lancio, abbiamo fatto una fase di start-up, di assistenza a questa associazione che chiuderà a luglio, in modo tale che entri a regime e diventi autonoma. Aderire al manifesto dei Global Gritters. È l'unico manifesto, uno deve condividere questi valori mondiali. La gratuità dell'accompagnamento, poi esiste l'offerta, ma poi ve la racconto, promuovere il turismo sostenibile e non accompagnare mai più di 6 persone in contemporanea, perché altrimenti si entra in conflitto con le guide turistiche, naturalistiche, eccetera, eccetera. Come funzioniamo? Funzionano con un sito internet dove si fanno le prenotazioni online e una pagina Facebook dove ogni Gritter dice io domani vado a fare una camminata in quel posto, io domani vado lì, io fra 7 giorni mi preparo per andare lì. Chi vuole partecipare si prenota. Gli albergatori, che sono diventati gli sponsor di Carnia Gritters, avvertono i loro ospiti e dicono vuoi andare lì? Questa è l'esperienza, vuoi andare là? Quest'altra è l'esperienza. Alcuni tipi di esperienza, perché questo merita, anche se sforo un po', c'è una signora che ha un casolare, una vecchia malga di montagna, che è rimasta come tale e quale era 50 anni fa. L'esperienza è ti faccio vivere un'esperienza di come si viveva 50 anni fa. Si parte dal paese, si va a fare la spesa assieme, si prende lo zaino in spalla, ci si incammina per 1 ora e mezza e si fa da mangiare assieme e si mangia assieme. Vabbè, lasciamo perdere gli altri. Le difficoltà e le soluzioni legislative. Esistono le corporazioni. Abbiamo fatto l'associazione no profit. È un'area vasta la nostra, 28 comuni. Abbiamo raccolto le sponsorizzazioni. Ci sono dei luoghi che potrebbero essere potenzialmente pericolosi. L'escursionismo in montagna uno può anche farsi male. L'associazione
con le sponsorizzazioni e con le offerte che raccoglie, copre con assicurazioni sia i gritters che accompagnano, ma anche gli accompagnati. Burocratiche. L'associazione rilascia delle ricevute fiscali che vengono rilasciate alla singola persona, mai all'albergatore, escluso nella fase di raccolta delle sponsorizzazioni. Stagionalità, c'è poco da fare, in Carnia se non piove nevica e ci sono pochi giorni di sole, quindi l'operatività dei gritters si aggira sui 6 mesi a dirla grossa, in realtà sono 4. C'è un elevato turnover perché un gritter è una persona volontaria, quest'anno è disponibile, il prossimo anno potrebbe non esserlo più. E i nuovi gritters vanno a rimpiazzare i vecchi, ma necessitano di formazione iniziale. Alcuni numeri: primo anno 25 uscite, il terzo anno, lo scorso 150 uscite. Non abbiamo avuto nessun conflitto con le corporazioni esistenti, facendo molta attenzione a non accompagnare più di 6 persone. Siamo degli esempi citati in vari convegni a livello regionale. Sono nati dei gritters in un altro paese di pianura. Adesso, assieme a Kramars, siamo stati chiamati dalla Repubblica Serba e dalla Repubblica del Montenegro ad attivare dei nuclei di gritters in quei 2 paesi dei Balcani. Grazie dell'attenzione, buongiorno. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.